E dunque siamo in vasca con questa prima serie dei 200 stile libero al femminile. Giada Galizzi in corsia 5, finale agli assoluti nei 100 e nazionale maggiore agli europei. Miglior tempo di iscrizione vista l'assenza corsia centrale di Alice Mizzau. Vediamo la situazione al passaggio dei 50 metri. Cusinato e Galizzi dovrebbero essere loro due nell'ordine, o meglio la Giulia Borra lassù in corsia numero 2, 28,92, un centesimo proprio la Galizzi. Ci avviciniamo alla virata di metà gara, 100 metri sempre Borra, Cusinato, Galizzi. Ilaria Cusinato sale in prima posizione con 30,84, Giulia Borra 30,94, Giada Galizzi 30,98. Record della manifestazione è stato nuotato l'anno scorso da Agraia Pezzato, 1,58,22. E siamo alla virata dei 150 metri, vediamo come cambia, se cambia la situazione, prova a guadagnare ancora qualche decimo la Cusinato che scende ancora sotto i 31, 30,81 per la precisione, Giulia Borra 31,28 e Giada Galizzi 31,38. E dunque siamo ormai entrati nella vasca conclusiva. Cusinato alla 3, alla 5 la Galizzi, alla 2 Giulia Borra. Sono queste le prime tre posizioni. Vediamo in quale ordine. La Delantone in quarta al momento, in 6 risale Giulia Salin. Là davanti però Ilaria Cusinato 2,00 e 60, Giada Galizzi 2,1,87, Giulia Borra 2,2,77 e poi non basta il rientro nel finale di Giulia Salin che resta in quarta posizione. E dunque in archivio